Riprenditi, ti prego, riprenditi, connessione. Puttana vacca! My heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per la Road to Prima in Italia. Eh sì ragazzi, dopo anni è finalmente tornato a questa serie che tanto vi piace. Allora ragazzi, in questo ultimo periodo mi avete riempito di messaggi come Kai perché non sei nei Bow, perché il Bow è sceso così tanto di coppe. Allora ragazzi, il clan Bow, il mio clan, ha già finito la scalata, siamo arrivati terzi in Italia, perciò loro sono già scesi. Io con questa serie non potendo scendere sono andato in un clan di amici, gli Amazin Enice. Attualmente loro non sono a coppe ma sono già classificati come quinti in Italia, perciò se loro tirassero fuori i controcoglioni molto probabilmente potrebbero ottenere il secondo o persino anche il primo posto in Italia. Kai, perché c'hai questa difesa strana? Ragazzi, mi sono messo questa difesa per festeggiare il mio grande ritorno, ma ora mettiamo la difesa vera che uso. Ecco ragazzi, questa è la difesa che ho iniziato a usare da poco, è la mia nuova difesa e devo dire che funziona veramente molto bene. Ringrazio il componente del clan Titan75 che mi ha passato la sua difesa perché sono riuscito a difendermi benissimo. Come potete vedere, le difese precedenti a questa qua mi hanno sfondato la grande, tranne sto francesino che ha perso. Andiamo a vedere un più 18 coppe. Più 18 coppe. B56 ti amo ragazzi, vincere 18 coppe in una difesa come se il nostro giocatore B56 avesse fatto 6 ore di sessione e dopo l'ultimo attacco dicesse oh cazzo, meno 18 coppe, ho regalato a Kai 18 coppe e ha giocato 6 ore per niente. Allora ragazzi, vi faccio vedere subito la difesa. Io in difesa attualmente ho iniziato a mettermi anche le mongolfiere e i draghi perché a volte risultano molto più utili rispetto al mastino. Come potete vedere in questo caso abbiamo distrutto persino un golem e abbiamo ancora il draghetto a livello 5 ancora in vita e i maghetti sono morti. In questo caso la regina mi distruggerà il draghetto, ma come potete vedere ho dato molto fastidio al suo re barbaro. E qua erano entrati, mi hanno gelato l'inferno singola e il pack stava facendo no, ma io avevo le Tesla, credevi di sfondare. Comunque ragazzi, la inferno singola sembra di essere inutile, ma a volte quando prende il re barbaro a 40 è morto subito in 3-4 secondi. Come potete vedere in questo caso ho avuto veramente molta fortuna dato che gli è girata la regina. Se la sua regina andava in questa direzione qua, una stella se la beccava. In questo caso facciamo un per 4, morta regina. E aveva tipo sgherri di paraculo, quelli che vi ho detto di usare, ma non è riuscito a prendermi la prima stella del 50%. Purtroppo ragazzi, dopo le 4500 coppe la cosa diventa veramente molto difficile. Come potete vedere, se faccio 2 stelle, 2 coppe, qua 3 stelle era un Town Hall 9 maxato, le ho fatto 100%. Ah, manco era maxato questo. Beh, inutile farvi vedere questo replay qua perché è stato veramente easy. Come potete vedere ragazzi, anch'io failo e quando io failo sono cose allucinanti, meno 21 coppe. Ok ragazzi, ora vi faccio vedere questo replay qua dove ho preso 4 coppe che sembrano poche ma sono veramente tantissime. Allora ragazzi, con questo attacco qua mi sono veramente sputtanato la reputazione perché praticamente ero un nabbo, anche se ho seguito tutte le mie tecniche, quelle che uso per attaccare, golem, maghi, spaccamuro e ho fatto un'ottima penetration. Purtroppo mandano messaggi e questo qua aveva 2 bombe giganti e mi ha distrutto un bel po' la vita dei golem. Allora, cosa c'è da dire qua? Praticamente mi sono salvato il sedere veramente in linea, veramente di massima, perché avevo i maghi che mi hanno preso il Town Hall. Dopo la regina è veramente stupida, va in direzioni che non dovrebbe andare. Allora c'è l'inferno multipla e oh mio dio, i maghetti stanno morendo. 2 maghi qua, uno qua e Barbarozzi e i schelettini sono già morti. Mamma mia, guardate, ho preso veramente all'ultimo sangue del maghetto il Town Hall. E la regina è rimasta bloccata come al solito e non mi ha fatto veramente tantissimo. Per fortuna sono riuscito a fargli lo stesso 2 stelle, se facevo una ero un coglione. Ragazzi, vi svelo un segreto, quando voi andate sulla mia lega e vedete giocatori con tipo 30-40 difese vinte e dite caspita, voglio copiarli in villaggio, attenti perché questi giocatori qua è probabile che salgono da coppe inferiori dove è molto più facile vincere difese. E poi se la loro difesa funziona veramente, questi giocatori qua sono veramente intelligenti,
Non è che vi mettono tipo, raga, accoppiatemi la difesa che funziona. Loro fanno così, fanno una difesa what the fuck e la lasciano qua quando non sono online. E quando devono andare in difesa mettono questa qua per i 3 minuti che servono e usano questa qua. Subito dopo aver vinto o perso la difesa, dato che sanno che questa difesa qua funziona, rimettono questa difesa troll, in modo tale che nessuno ricopi la difesa. Come potete vedere ho ancora uno scudo di 7 ore e 2 minuti. Allora ragazzi, ora inizio la mia sessione. Iniziamo la sessione? Iniziamo. Sì, cerca la partita, sì, cerca. Dopo 40 minuti di ricerca escono queste robe qua, mi fanno arrabbiare parecchio. Ok ragazzi, allora è veramente passato un casino di tempo da quando ho cercato. Praticamente mi ha aperto un villaggio tipo ogni 30 minuti e ne ho skippati 2. Questo significa che ho cercato veramente un casino. Allora vediamo come distruggere sto tipo. Ormai mi sono rotto i coglioni di cercare. Speriamo di non failare. Barbarozzo, bomba gigante. E sì, niente, bomba gigante, spaccamolo volevo dire. Allora spacchiamo anche di qua. Ta 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 ta. Pam! Bello, bello, bello. Muretto all'11 che non fa niente. Pam! Ma che maledetto. Dai, esplodi. Esplodi, anche tu. Bravo, ok. Ragazzi, quando ci sono questi villi quadrati, la mia tecnica è questa qua. Speriamo di non failare. Golem, golem, golem. No! Connessione, non tradirmi in questo momento, perché io potrei arrabbiarmi moltissimo. Connessione della Pippero. Mamma mia, guarda, se fa errori di connessione schizzo malissimo. Riprenditi, ti prego, riprenditi, connessione. Puttana vacca! Allora ragazzi, questo è l'incubo peggiore per ogni Clashers, che sia in coppe, che sia in farming, che sia in war. Quando succede sono bestemmie atomiche. Io stavo schizzando malissimo in cinese, perciò ho preferito tagliare questa parte qua. Tipo se no sentivate dei chunimap in cinese, ecco perché l'ho detto, vabbè. Ok, vi lascio stare e vi faccio finire il video. Bestemmie, bestemmie, bestemmie allucinanti. Non sto schizzando come un schizzopatico in questo momento solamente perché è mezzanotte e non vorrei svegliare i miei vicini e i miei genitori. E c'è una mosca che ronza. Ragazzi, mi sono incazzato in una maniera assurda. Meno 39 coppe e bestemmiare in 7 lingue diverse per 8 anni. Perciò ho deciso di andare in difesa e sperare nel meglio. E per mia fortuna ho vinto. Andiamo a vedere subito la difesa. Allora, chi è stato? Soul Keeper, grazie per le 18 coppe, anche se non erano abbastanza. Se ne perdevi 39, forse giusto per ripagarmi le coppe che purtroppo ho perso a colpa della mia connessione. Allora, guardiamo cosa ha fatto. Lui praticamente ha messo 2 salto qua, in modo da far entrare tutti i golem. Questa tecnica qua è tipo praticamente una go wipe senza i pekka, praticamente 6-7 golem, resto maghi e dopo praticamente eroi e dovrebbe fare devasto. In questo caso sono stato molto fortunato perché le truppe del castello hanno veramente cambiato le sorti della partita. In questo caso il draghetto uccide il king e è morto. E ragazzi, le mongolfiere, guardate qua, la regina degli arcieri non mi fa niente. Mezza morta, ok, allora ancora l'inferno singola che la distrugge veramente in 2 secondi. Pam, morta, bene. Ok, 46, 47%, altre 18 coppe easy. Ok ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un like, un commento e spero che vi sia piaciuto anche l'imprevisto del fail della connessione, ma quelli sono dettagli molto odiosi. Spero di recuperare in fretta le coppe che ho perso in una sessione e noi ci vediamo al prossimo video.